finali provinciali di Under 16 maschile di Padova che si sono tenute a Limena nei due impianti adiacenti. Il titolo provinciale è stato conquistato dal Simeonato Silvolley, società favorita di inizio stagione, che ha dimostrato in campo la propria superiorità. All'inizio stagione partivamo come favorite nella provincia e sapevamo che le partite dure arrivavano ben più tardi nel cammino. E tuttavia avevamo alcuni fortunati titolari, però abbiamo vinto lo stesso, il morale adesso è alto e il prossimo obiettivo è domenica prossima al primo concentramento regionale, pensiamo già a quello. Il risultato conseguito dai ragazzi di Tre Baseleghe non è il primo successo in carriera. Questo è il loro breve ma già ricco curriculum. Abbiamo cominciato all'età di 11-12 anni assieme, veniamo da Silvelle, comune di Tre Baseleghe, già in Under 13 eravamo un bel gruppo che abbiamo vinto il campionato regionale contro la Sisley e anche quella è stata una bella soddisfazione come questa. Il Simeonato Under 16 è una squadra vincente, ma anche imprevedibile, come ci conferma il tecnico Fornasiero. Sinceramente dopo un anno di lavoro con loro io non so esattamente ancora fin dove possa arrivare questa squadra. A volte penso che abbiano dei limiti che purtroppo con le grandi squadre si faranno sentire, a volte li vedo veramente in grado di fare qualsiasi cosa. Secondo me come outsider abbiamo le nostre possibilità e secondo me se loro ci credono possiamo dare fastidio a tutti. E anche quest'anno il Silvolley si porta a casa almeno un titolo provinciale. Ci sono stati però momenti migliori in passato e il presidente lo riconosce. Il settore giovanile nostro sta soffrendo come tutti i settori giovanili maschili della regione del Veneto. Comunque sta soffrendo di carattere, sta soffrendo di voglia di fare. E bisogna lavorare tanto, non perdersi d'animo e chiaramente per noi questo è un titolo che dà la soddisfazione a questo gruppo e al nostro allenatore Fornasiero, sperando appunto in anni e in stagioni migliori. Questo è l'obiettivo sicuro di questa società. Il secondo posto provinciale è andato al Semprevolley, che ha sì perso la finale, ma che ha raggiunto il massimo risultato possibile. La stagione è stata, abbiamo fatto abbastanza bene. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere come qualsiasi altra squadra. Comunque sia il secondo posto è una bella soddisfazione. Ecco allora il bilancio del suo allenatore, assolutamente soddisfatto del secondo posto. Noi quest'anno puntavamo a ricostruire l'Under 16, i finalisti di oggi, uno soltanto ha giocato la finale dell'anno scorso, quindi sono tutti ragazzi che due erano presenti anche l'anno scorso, ma tutti gli altri è la prima finale che fanno. Io sono contento e questo secondo posto fa onore ai ragazzi che durante l'anno si sono impegnati e hanno avuto, questi sono premi che loro si sono presi. Nella finale per il terzo e quarto posto in campo Intercostruzioni Monselice e Pallavolo Mestrino. Vittoria e conquista del terzo posto finale per il Monselice, che ha messo in campo una formazione con alcuni elementi del Bagnoli. Quest'anno sono entrati Riccardo, Hermes e Luca, che sono molto importanti per la nostra squadra, che ci sono serviti molto nel nostro campionato. Il nostro campionato è andato molto bene e siamo molto contenti di tutto quello che abbiamo fatto e anche del lavoro di squadra che c'è stato. Ecco allora uno dei protagonisti della collaborazione Monselice e Bagnoli. C'è stata un'unione per queste fasi provinciali e per la fine del campionato di me e altri due compagni, Hermes e Luca, da parte del Bagnoli. E siamo stati un aiuto per la squadra per arrivare a questo livello e penso sia servito e siamo stati molto felici di arrivare qui e speriamo di continuare anche con la fase regionale. Il tecnico del Monselice pensa già alla fase regionale, forte del terzo posto che garantisce l'accesso ai concentramenti in regione. Sì, la fase regionale è una fase più impegnativa e in cui 3 giocatori che sono campioni provinciali dell'anno scorso hanno anche esperienze di selezioni regionali. E per gli altri sono più giovani, quindi sarà un'esperienza tutta da vedere che è da domenica prossima. Abbiamo la prima partita contro il Treviso e l'altra con la seconda di Verona. Speriamo bene. Ed infine ecco i quarti classificati del Mestrino, una squadra con quasi tutti gli atleti in età under 14. È un gruppo bene o male nato un po' più per la 14 e dopo abbiamo integrato la 16, però abbiamo giocato a quello che potevamo e non siamo riusciti, ma siamo contenti anche del quarto posto.
Una nota positiva di questi finali è che, a quanto pare, non c'è nessuna squadra delusa del risultato. Tutti soddisfatti, meglio di così non poteva andare. È un bel gruppo, siamo molto uniti, è nato principalmente in questi ultimi 2 anni con dei nuovi innesti, siamo molto contenti di questa prestazione e di questo risultato. Il Mestrino in particolare quest'anno ha giocato un'infinità di gare con questi ragazzi, fra Under 14 e Under 16. Sì, fondamentalmente è il gruppo che l'anno scorso ha affrontato l'Under 14 rimanendo in età con 3 ragazzi che uscivano, per cui è stato fatto un doppio campionato che è stato utilissimo, veramente utile per le tante partite. Siamo arrivati a circa 59 dall'inizio dell'anno tra Coppa Veneto, campionato 14, 16 regionali, e ne siamo ben soddisfatti perché il nostro obiettivo è comunque quello di fare la maggiore esperienza possibile, e con tutto questo numero di incontri abbiamo raggiunto questo obiettivo. Sul volley, sempre volley, Monselice e Mestrino, e nelle altre finali anche Valsugana. Sono le uniche società che in provincia di Padova, nel maschile, hanno raggiunto quest'anno le finali. Ma effettivamente quest'anno le finali sono state 14, 16, 18 monopolizzate da queste 5 società, e anche quando il Valsugana non si è qualificato è arrivato a ridosso delle altre. E solo le società che stanno reclutando maggiori numeri, ovviamente sulla quantità poi viene fuori anche la qualità. Certo sarebbe importante espandere anche un po' la base nel settore maschile. Ed infine spazio alla società ospitante, l'Elite Volley di Limena. A Limena, nel settore femminile, si lavora con le giovani ed è arrivato un nuovo direttore tecnico. In casa Elite ci sono grandi novità, nel senso che, come da tempo parliamo, cerchiamo sempre di puntare sul giovanile o su comunque investire per la struttura societaria. Abbiamo appena deciso di puntare appunto su quello che è una direzione tecnica. Abbiamo quindi assunto Fabio Balsano, credo che sia abbastanza noto a Padova per quello che sia il suo percorso formativo e quello che sono state le sue esperienze pallavolistiche. Gestirà per l'Elite, in collaborazione anche con il Vintage Volley, le nostre vicine di casa qui di Tagiri di Villafranca, tutto un progetto nuovo sul settore giovanile che congloberà appunto le atlete facenti parte delle 2 società per cercare appunto di fare qualità dal punto di vista giovanile. Ecco allora Fabio Balsano, appena arrivato in casa Elite Volley, ma già al lavoro. Motivazione prima, dopo tanti anni di allenatore di vari livelli fino appunto alla Serie A e alla Serie B, ho preferito lavorare con le giovani, questa è la motivazione prima. Per quanto riguarda il progetto, è un progetto secondo me almeno triennale, quindi i risultati si vedranno almeno tra un anno o 2, però sembra che sia un progetto ambizioso visti i numeri delle varie società. Per quanto riguarda il progetto stesso ci sto lavorando, lo presenterò a tutti i tecnici, che sono circa 20 attualmente, e al direttivo nel breve termine.